Dalla più impegnativa palestra di Roccia, 1500 metri di quota con 25 itinerari a protezioni ravvicinate nella splendida e fresca faggeta al cospetto della vetta del Monte Penna, fino alla più rilassante passeggiata a bordo della carrozza austriaca trainata da Fira e Lina, due splendidi cavalli austriaci, passando per le tradizionali escursioni per i sentieri del parco, a piedi o in sella alle nuove mountain bike elettriche. Archiviato con successo il primo Festival della Montagna, non si fermano in queste settimane le attività dedicate a escursionisti e appassionati della montagna alle casermette del Penna in Val d'Aveto, un'estate ricca di iniziative che ha visto la presenza di numerosi turisti e di famiglie amanti della montagna. Sta andando molto bene, anche quest'anno è partita bene, è ripartita e siamo molto soddisfatti. Una scommessa vinta, quella della riapertura del rifugio, che a fianco alla più tradizionale offerta di ospitalità ha aggiunto una serie di attrattive e spazi di attività rivolte a sportivi e appassionati. Ultima quella delle biciclette elettriche, le e-bike, che danno la possibilità anche ai meno allenati di percorrere i sentieri della montagna nel rispetto dell'ambiente e della natura. Parecchia risposta, piace alle famiglie e anche a chi vuole fare giri più impegnativi. Proponiamo un sacco di scelte e qua sulla Val d'Aveto sicuramente abbiamo percorsi per tutti, da paesaggistici a impegnativi e tecnici. Il giro più bello per i ragazzi è il Giro del Penna, che si arriva al Faggio dei Tre Comuni e si possono incontrare scoiattoli. La bici qua viene sfruttata molto nel mese di agosto, però i mesi più belli sono i mesi primaverili e soprattutto l'autunno. Ci sono dei colori bellissimi, escursioni particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista della pace che si trova durante l'autunno in questa vallata. Con queste bici si riescono a fare escursioni anche di 50-60 km senza particolari sforzi. La bici aiuta molto, abbiamo bici un po' di tutti i tipi, abbiamo ortizzate, belle bici che aiutano parecchio.